La tenenza dei carabinieri di Favara, agli ordini di Gabriele Treleani, ha aperto un'indagine per risalire agli autori di alcuni manifesti pubblici apparsi in città. Dei manifesti alquanto strani che stanno suscitando non poche perplessità nel centro cittadino favarese. Tutti si chiedono: ma cosa vogliono dire? Che senso hanno? Perché solo a Favara? Chi è l'autore e chi ha autorizzato l'affissione? Già la tenenza ha avvisato anche i locali agenti di polizia responsabili delle affissioni a Favara. 4 diversi tipi di manifesto sono stati attaccati ai muri del paese. Uno riporta un fucile a canne mozze ed una pistola con la scritta "più sicurezza". In un altro è stato stampato lo stralcio di un articolo del giornale La Repubblica del 23 ottobre 2009 titolato "Mafia SPA, la prima azienda del paese", ed in basso si legge la scritta "più ricchezza". In un terzo manifesto pubblico è raffigurato invece un sacchetto in plastica contenente della droga, chiuso da un sigillo del monopolio fiscale. In basso è stato scritto "più libertà". Infine, in una quarta stampa è stato raffigurato un cartello con su scritto "tasse al 40%", testo barrato con una X di colore rosso e con una scritta "pizzo al 20% e meno estorsione". Pare si inneggi al ricorso al pizzo più che alle tasse. Tutti e 4 i manifesti riportano in basso a destra un logo univoco come a firmarli. Si tratta di un marchio che richiama in qualche maniera lo stemma della Repubblica Italiana. Nel logo mafia un altro mondo, al posto dei rami di ulivo e di quercia, simboli della forza e della dignità del popolo italiano, sono state inserite 2 spighe. Al posto della ruota addentata d'acciaio che identifica il lavoro è stata inserita la scritta "mafia" e le parole del fregio sottostante sono state modificate da Repubblica Italiana a "un altro mondo".